Era circa mezzogiorno quando un passante ha notato sporgere una tegola dal tetto del palazzo all'angolo tra Via Verdi e Via Dante. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, dapprima solo con un'autopompa e in seguito anche con un'autoscala. Saliti su, i pompieri hanno accertato che a sporgere ci fosse solo una tegola e che il resto del tetto risultasse sicuro. Il traffico su Via Dante è stato deviato dalla polizia locale per tutto il tempo dell'intervento. Sfisciamer Channel News, Padova.